È stata una gran bella partita quella che si è disputata ieri al Pala Moncada tra la Fortitudo e la squadra del Treviglio. Un incontro combattuto che per la prima volta quest'anno ha visto anche disputare un tempo supplementare, essendo l'ultimo quarto chiusosi con un punteggio di 74 a 74. Altri 5 minuti concessi dalla terna arbitrale che sono sembrati un'eternità, con uno scarto di punti di 1 o 2 centri. La partita è iniziata con un forte Treviglio che nel primo quarto sembrava andare forte come un treno, ma la giusta concentrazione dei nostri ha permesso di trovare quel ritmo tanto che la partita si è chiusa al primo quarto con un leggero vantaggio di un punto da parte della Moncada, terminando 20 a 19. Il secondo e terzo quarto hanno visto invece con forte determinazione i ragazzi di Ciani giocare con molta convinzione, determinando una vittoria sia nel secondo quarto, conclusosi con un vantaggio di 42 a 36, il terzo quarto con un punteggio di 61 a 50, sempre per la Fortitudo Moncada. Invece nell'ultimo quarto il Treviglio si è risvegliato e con forte determinazione ha recuperato il gap che si era creato, tanto che ci ha creduto arrivando al pareggio quando è suonato il gong finale sul 74 pari. Ma i supplementari sono stati una storia a sé, con tanto pathos, una vera gara di nervi, con tiri dalla lunetta e grazie poi a un fallo a 16 secondi dalla fine realizza Perin Buffor un canestro senza sbagliare. L'incubo della partita con il Biella di qualche settimana fa è stato spazzato via. Ricordiamo che grazie a un canestro segnato a tempo scaduto si perse la partita. Ora la squadra affronterà la Final 8 o Coppa Italia che da venerdì prossimo si disputerà a Bologna. Una vittoria sofferta, quella di oggi, che ha visto addirittura per la prima volta ricorrere al tempo supplementare. Ma grande equilibrio, due squadre che sono da tempo nella stessa fascia di classifica. Oggi vincendo questa partita li abbiamo raggiunti. È chiaro non abbiamo ribaltato la differenza canestri, però li abbiamo raggiunti. Questo vuol dire che c'era grande equilibrio fra le due formazioni. È stata una partita di straordinaria intensità, magari in alcuni momenti non bellissima. Noi per primi abbiamo avuto la capacità di giocare molto bene in attacco per 30 minuti, poi di smarrire un po' il filo diciamo, la chiave tattica delle nostre idee offensive. Loro al contrario hanno fatto un finale di partita molto lucido, con un assetto particolare molto basso, molto brillante, molto di ritmo, che ci ha messo in difficoltà. Per cui anche sotto il profilo tattico, no? C'è stata questa scaramuccia di scelte che si rincorrevano, per cui credo una partita che ci riporta vicini ai playoff come atteggiamento e soprattutto come intensità, e questo è l'aspetto più positivo, perché in una gara di questa intensità siamo riusciti poi a condurla alla fine vittoriosamente, che è un aspetto importante che ci darà morale, forza morale per il prossimo futuro.